Ultima notizia ci porta a Monfalcone, via la Guardia Medica, causa in tribunale, ricorso alla sezione lavoro per annullare l'ordine di servizio della ASS che ha privato medicina della copertura notturna. Si riferisce ad un fatto avvenuto lo scorso anno nel mese di luglio e nel mese di agosto. E restiamo in tema di sanità con il nostro approfondimento. Come vi abbiamo detto, oggi faremo un bilancio della riforma. È venuto a trovarci il direttore generale, che ringrazio, Adriano Marcolongo. Mi accomodo subito per chiederle come stanno andando questi primi mesi. Abbiamo sentito ripetere una sorta di mantra quando si parlava di riforma: le acuzie in ospedale, le cronicità sul territorio. Cosa è stato fatto? I primi 60 giorni ci dicono che la trasformazione del sistema sanitario è avvenuta senza alcuna interruzione, senza nessun disagio per il cittadino. Per poter realizzare questa riforma certamente ci vogliono degli anni. Noi siamo partiti con questa iniziativa che consente adesso la ripresa delle attività con la medicina generale per la presa in cura dei pazienti cronici, e per quanto riguarda le patologie invece acute tipicamente da trattare in ospedale stiamo perfezionando e migliorando tutto il sistema della sicurezza e della continuità delle cure fra i vari ospedali, fra i famosi hub, cioè i punti di riferimento, e gli SPOC, fra gli ospedali della rete del Friuli Venezia Giulia. Avete incontrato delle difficoltà in questi primi mesi, sia organizzative sia magari da parte della popolazione? Mi pare da parte della popolazione non abbiamo avuto grandi lamentele, non abbiamo avuto disagi, perché certamente trasformare un servizio in 60 giorni dalla riforma alla partenza non era un'impresa facile. È stato un grandissimo impegno da tutti gli operatori sanitari che hanno affrontato questa sfida nel non creare disagio ai cittadini. Però ecco, certamente all'inizio era necessario concentrare l'attenzione soprattutto sugli aspetti, vorrei dire, tecnici e amministrativi per garantire la continuità. Adesso invece dobbiamo entrare nel merito delle questioni per dare i servizi, soprattutto continuità, risposte alle liste d'attesa, ai pronti soccorso. A proposito di liste d'attesa, questa è stata la settimana della digitalizzazione, diciamo, della riforma. Sono partite delle nuove, come le possiamo chiamare, applicazioni? Sì, la partenza di questa settimana è una fase importante della riforma, perché è quella di rendere trasparente il servizio ai cittadini. Cioè il cittadino si deve riappropriare della sua capacità di scelta, di analisi e di interrogare, anche col senso critico, anche qualche volta anche con pungente critica, perché è il modo migliore per poter incidere anche nel cambiamento interno del nostro sistema sanitario regionale. È necessario che il cittadino sia un soggetto esigente, perché è attraverso l'esigenza che il meccanismo interno delle nostre organizzazioni possono indurre elementi di forte cambiamento interno. I cittadini di solito lo sono esigenti, bisogna avere la possibilità di un'amministrazione che ascolta. Ad esempio in questo caso, lista d'attesa, abbiamo visto che i pronto soccorsi sono online già da qualche tempo. Sì, abbiamo voluto proprio, quando si dice il cittadino deve appropriarsi dell'informazione, la capacità di scelta, deve avere le informazioni, quindi ecco abbiamo reso visibili tutti i tempi di attesa dei codici diversi dei pronti soccorso. È la prima regione in Italia che lo fa, con grande, vorrei dire, consapevolezza, ma anche rischio, perché c'è anche il rischio di rendere trasparenti le cose, però noi siamo convinti che attraverso una collaborazione leale fra il cittadino e gli operatori possiamo migliorare. Anche quello di rendere trasparenti le liste d'attesa, che tutti i cittadini potranno consultare, un elemento di verifica e di controllo, perché anche il servizio sanitario, i cittadini, gli operatori devono rendere conto di quello che fanno. Spieghiamo come funziona questa cosa. Allora si va sul sito della regione o dell'azienda sanitaria, si inserisce il nome della prestazione e si vede la lista d'attesa. Esattamente, si vedono tutte le liste d'attesa per quella prestazione nel nostro sistema regionale, quindi che va da Trieste a Palmanova, a Ialnico, a per Tolmezzo. Cui posso scegliere dove andare per aspettare di meno. È questo il meccanismo. Esattamente. In modo che il cittadino possa avere tutti gli elementi, anche perché talvolta sappiamo che alcuni centri di eccellenza non possono dare risposte a tutti, perché tutti vorrebbero andare con nella cardiologia X, non facciamo i nomi, però ci sono anche offerte sul territorio, offerte alternative, ed è anche corretto che tutte le capacità di offerte che ha questa regione siano utilizzate nel miglior modo possibile, o altrimenti dovremmo tutto concentrare in quell'unica sede, che andrebbe a sguarnire il territorio. Da giugno si potrà prenotare le visite online. Un altro aspetto è quello dei referti.
Sì, allora, per ora noi abbiamo reso possibile la consultazione delle liste d'attesa, a giugno comincerà a avere effettivamente una possibilità per il cittadino non solo di telefonare come già avviene la prenotazione, ma anche quella di accedere direttamente alle liste e quindi prenotare direttamente. E in partenza anche in questi giorni la possibilità di avere i referti, una volta che uno che ha avuto una prestazione sia del laboratorio che altre prestazioni radiologiche, prestazioni ambulatoriali, di ottenere anche questo a casa in tempi molto più stretti, riducendo il disagio, avere proprio il referto dell'incontro e della valutazione sanitaria. Diciamo l'obiettivo finale è creare la famosa cartella clinica digitale? Sì, questo stiamo proprio realizzando con questi piccoli passi, però molto significativi e importanti, arrivare al famoso fascicolo, quindi alla cartella clinica. Anche su questo punto a breve faremo una scelta molto importante, sarà una cartella clinica unica in tutto il sistema regionale per l'attività clinica. Anche questa è una grande novità perché nessuna regione si è spinta fino a questo punto, ma questo è possibile anche perché abbiamo un sistema informativo come dire, pubblico delle INSIE che ci consente di fare queste operazioni di grande, vorrei dire, strategia di sanità pubblica. Il nostro tempo sta quasi per finire. Quali sono gli step dei prossimi mesi, i primi in arrivo? Dobbiamo spingere e perfezionare la collaborazione con la medicina generale perché la presa in carico delle patologie croniche richiede certamente che il medico di medicina generale associato in forma diciamo, di gruppo possa seguire con maggiore continuità i pazienti cronici, soprattutto i diabetici, scompensati cardiaci, le patologie respiratorie, monitorandoli con più frequenza in modo tale da evitare il ricorso improprio anche al pronto soccorso, ai codici bianchi, a quelle piccole talvolta situazioni di scompenso che porta giustamente il cittadino a ricorrere a una risposta che il pronto soccorso oggi offre. Però dovremmo anticipare anche questi piccoli scompensi. Quindi richiede una riorganizzazione molto importante della medicina generale. Io ringrazio il dottor Marco Longo per essere stato con noi. Torniamo a collegarci con l'Osmer ARPA per sapere il tempo di questo weekend. Ci siamo momentaneamente persi il nostro Arturo Puccillo, allora approfitto per chiedere un'ultima domanda al professore. Ma queste AFT, aggregazioni funzionali territoriali, sono già partite? Ce n'è già qualcuna? Ce ne sono alcune già come dire, strutturate, però il vero tema è questo adesso di realizzarle entro l'anno. Le abbiamo fatto già il programma, stiamo costruendo questo contesto anche di relazioni, vorrei dire, sindacali che attengono anche a degli aspetti vorrei dire, tecnologici, informatici. Non è una cosa come dire che si realizza da oggi a domani. Cioè, abbiamo creato 2016 è la scadenza, giusto per... Noi dobbiamo partire entro il 2015 con le AFT. Benissimo, grazie ancora al dottor Marco Longo, andiamo in redazione da Anna Vitaliani per le notizie del giorno. Grazie Chiara, a tutti ben ritrovati.